Il periodo difficile sicuramente lo è stato perché c'è stato un momento iniziale di grande, sì, dispiacere, perché primo non mi ero mai trovato in una situazione del genere, secondo, dopo aver metabolizzato la cosa, ho cercato di essere un po' più razionale e quindi pensare effettivamente alle cose che mi venivano, sulle quali si stavano facendo degli accertamenti, e così ricordandomi delle nozioni di base di giurisprudenza e della mia professione di avvocato, ero molto tranquillo perché sapevo che non c'era nessun tipo di possibilità che andasse avanti questa procedura. Però ecco, dopo aver superato un periodo di grande difficoltà, ne è subentrato un altro, la grande difficoltà nell'affrontare una situazione che per me era veramente difficile, che era quella di vedere un'opera ferma. E quindi sono stati 6 mesi intensi, difficili, che però ho affrontato grazie anche all'aiuto di molte persone che mi hanno sostenuto e che mi conoscevano, che mi conoscono e sanno abbastanza bene quali sono i miei principi morali prima di tutto. Adesso fortunatamente diciamo che mi sono tolto un bel fardello dalle spalle, mi sento evidentemente meglio. Rimane il fatto che c'è un cantiere, c'è un'opera pubblica che è ferma e quindi la mia preoccupazione è tale e quale quella di 6 mesi fa. E adesso però magari c'è anche un'altra testa per potercela mettere dentro e l'auspicio è quello che si riprenda a lavorare, che si riprenda e si prosegua su una strada che, voglio ricordarlo, è stata interrotta a pochi giorni dalla conclusione. L'esperienza ormai mi dice che i tempi non dovete più chiedermeli perché quelli mi hanno fregato, e quindi quello è stato un mio grande errore, quello di ascoltare, di credere, di riferire, ma è giusto che lo facessi io, all'esterno quello che erano le speranze, le prospettive e quant'altro. Io se guardo a ritroso tutto quello che è successo, mi comporterei esattamente nella stessa identica maniera in cui mi sono comportato, ad eccezione di questo, ad eccezione del fatto di essere così trasparente verso l'esterno, perché era giusto che i miei concittadini e tutta la comunità sapesse le cose che sapevo io, nel massimo della trasparenza, ma questo è stato un boomerang e quindi tutti i miei comportamenti li rifarei, li rifarò di sicuro. Quello dei tempi ho imparato qualcosa, per cui onestamente adesso vi posso assicurare che abbiamo tutti i tecnici comunali del settore degli impianti sportivi che stanno lavorando su questo, stanno lavorando sullo stadio Euganeo, stiamo andando avanti con lo stato di consistenza, vogliamo assolutamente portare avanti quest'opera e l'auspicio è che insomma, quanto prima si possa ripartire.